articolato, formato dai carabinieri del ROS, i carabinieri del comando provinciale di Nuoro, con il supporto dei cacciatori e del GIS e della componente territoriale, e questo dispositivo è intervenuto tra le 2:30 e le 3 di questa notte. Si è avvicinato al paese in maniera silenziosa, ovviamente, e l'obiettivo era stato già localizzato e a quell'ora decisa abbiamo fatto l'intervento. Quindi siamo entrati con sorpresa, in sicurezza, quindi senza esporre a pericolo, a rischio l'incolumità delle persone che erano all'interno dell'immobile, compreso lo stesso latitante, e l'intervento si è risolto senza incidenti e in maniera, noi riteniamo, ottimale. Ecco, da quanto tempo era stata localizzata la casa? Diciamo che erano alcuni giorni che eravamo arrivati nell'area, poi dalle attività di osservazione svolte con il nostro personale altamente specializzato e capace anche di infiltrarsi in territori, diciamo così, ostili, cioè ostili nel senso del territorio che non consente di potersi muovere senza essere avvistati, o comunque quando si sospetta che ci siano favoreggiatori o reti di favoreggiatori è difficile muoversi, quindi capaci di muoversi in questo contesto urbano, anche se un piccolo paese come Desolo, e questo ci ha consentito di poter avvicinare l'obiettivo e di renderci conto della presenza di un soggetto estraneo al contesto familiare, al contesto delle persone presenti. Quindi è stato proprio avvistato? È stato sì, per pochissimo è stato avvistato. Fuori dalla casa o dentro? Fuori dalla casa. Fuori dalla casa. Quindi nel cortile? Per pochissimo, per pochissimo. Ma Manente Messina è anche la coppia che... Certo, vabbè, la coppia che è stata poi tratta in arresto per favoreggiamento personale e procurata in osservanza di pena, viveva liberamente, quindi nella propria abitazione, quindi si muovevano secondo quelle che sono le normali abitudini di una coppia. Quali erano le condizioni di Mesina quando l'avete Le arrestato? condizioni, per quello che ha riferito il personale che lo ha immediatamente bloccato, sono condizioni apparentemente buone, apparentemente in salute, e è stato trasportato in sicurezza prima al comando provinciale di Nuoro, dove sono stati fatti rilievi fotosegnaletici, e poi al carcere di Bade Carlos. Ritenete che sia stato in quest'anno e mezzo sempre in Sardegna? Noi non abbiamo elementi o dati investigativi che ci portano a ritenere cose diverse, e dobbiamo stare alle acquisizioni. Le acquisizioni che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo ce l'hanno sempre fatto, come dire, pensato di che potesse trascorrere la sua latitanza in Sardegna. Del resto è un'abitudine questa dei latitanti, dei grandi latitanti. Poi il territorio in particolare, la Sardegna anche, è una terra dove le latitanze sono state negli anni passati anche lunghissime, quindi vuol dire un territorio che si presta a questo tipo di attività, così, di sottrazione alle ricerche della polizia giudiziaria. Lavorate per ricostruire la rete dei filtreggiatori? Certo, le indagini continuano, questo è il motivo per il quale non possiamo essere più prodighi di notizie. Okay. Comunque nessun apporto da parte di informatori o trattative con parenti? No, avvocati? assolutamente no. Abbiamo lavorato per delega della Procura Generale di Cagliari e con le attività tecniche, senza apporti collaborativi o fiduciari, né apporti di altro genere. Un'ultima cosa, comandante, si presume che nel corso di questo anno e mezzo Mesina si sia spostato, abbia frequentato diversi rifugi, definiamoli così. Era mai successo durante questo anno e mezzo che lo avete sfiorato, che lo avete mancato di poco? Ma in qualche occasione, come ho detto anche prima, abbiamo avuto il sospetto che potessimo aver individuato il luogo di ricovero e il luogo di latitanza. Invece le progressioni che registravamo portavano poi di volta in volta ad escluderlo. Quindi ci siamo andati, secondo noi, qualche volta anche vicino, però non ci hanno consentito gli elementi acquisiti sino a quel momento di poter intervenire, come è avvenuto invece questa notte.